Dober večer vsem, buonasera tutti. Torej, v imenu Zveze slovenskih kulturnih društev z velikim veseljem otvarjam današnji večer, ki je za nas res poseben. Zelo smo zadovoljni in z velikim zadoščenjem vam predstavljamo Etnohisterija World Orchestra, ki smo jo kot zveza zasledovali kar nekaj let in letos nam je uspelo, da so z nami. Ni slučaj, da so z nami prav letos v sklopu tega festivala Kapljice kulture, ki ga Zveza slovenskih kulturnih društev organiziramo v sklopu celega cikla dogodkov, ki nekako pospremljajo oziroma začenjajo to pot Gorice kot Evropske prestolnice kulture. Kot boste slišali, za mano je velika Evropa v malem. In to je za nas še posebej pomembno prav v sklopu tega festivala. Hvala vsem vam, da ste se odzvali našemu vabilu. Želim vam prijeten večer, ampak tukaj iz tega odra ne morem mimo tega, da se je ta koncert zgodil, so pomembne tudi osebe. In v strogem vrstnem redu njihovih imen povem, da so to bili Kim, Marko in Sonja, ki skupaj s Hangar Teatri, ki jih potem bo pozdravila Marta, so zaslužne za to, da mi imamo World Histerijo tukaj z nami. Zato ta prvi aplavz je absolutno zanje. Hvala lepa, lep večer. In morda še to, da za tiste, ki še ne veste, ampak boste gotovo to brali v jutrišnjih časopisih, orkester je danes popoldne bil tudi v centru Caritas na ulici Dell'Istria. Tam so pač manj srečni ljudje in oni s svojo glasbo so jim malo olepšali današnji dan in morda še tudi kakšen dan naprej. Tako da je velika dodana vrednost tega projekta tudi ta humanitarna pozornost in smisel oziroma pozornost za drugega, ki morda oziroma ki prav gotovo nismo vsi tako srečni na tej zemeljski obli. Hvala lepa, hvala Matija, da ste z nami in vse lepo tudi za naprej. Hvala. No, e passo ora la parola a Marta di Hangar Teatri, il nostro partner del progetto. Grazie. Buonasera a tutti. Questo è Gocce di Cultura, una rassegna organizzata dall'Unione dei Circoli Culturali Sloveni e siamo molto contenti come Hangar Teatri di essere partner di questo specifico evento e il concerto della Etnohisteria World Orchestra, capitanata da Mattia Solzè, e io vorrei ringraziare tantissimo l'Unione dei Circoli Culturali Sloveni e soprattutto Sonia, Marco e Kim, che sono già stati ringraziati prima, perché gli abbiamo proposto il concerto, ci hanno proprio accolto l'idea con grande fiducia e grande disponibilità e quindi siamo in questo posto meraviglioso. L'orchestra anche questo pomeriggio ha fatto un concerto preliminare negli alloggi della Caritas in via Dell'Istria e è stato una parte appunto preliminare molto emozionante, molto bella, infatti li ringraziamo molto anche per questo e grazie mille per l'opportunità di collaborazione. Sem tehnološka, imamo še nekaj besed v angleščini, ancora un paio di parole in inglese. Dear musicians, this is for you. Just a few words to thank you for today's collaboration. Needless to say, we are glad of the opportunity to have you here tonight. We are sure that listening to the music that every single member of the Etnohisteria World Orchestra brings from different parts of the world will make this a memorable occasion. Trieste, Trst, isn't a big city, but what makes it great and special is the variety of cultures, ethnicities, languages that it has. Let our city be your city tonight and anytime you want to come back. Thank you.
and say something, come on. A bo nekaj povedal, no, mislim, pač to je vseeno zelo specifična glasba, ki ste jo zdaj mogoče prvič v življenju slišali iz te države, ki se kliče Baskovska država. Hi, so I know you have like one question, what the hell is that instrument? So I'll reply, it's called an alboka, it's a traditional Basque instrument. I'm from Basque country in the southwest of France. And it's like an instrument which has basically just 6 notes. And I made that tune, which is like oriental sounding tune, but with those notes, which are like Basque kind of tuning. So it's like fusion tune between Basque music and oriental music. I hope you heard like the feeling of those two mixed together in that song. Thank you. Okej, så nu kommer vi spela en svensk låt. 3 svenska låtar för er. Hoppas att det blir bra för er. Ha det bra.
Teresa, Lars in Oskar so naučili ta komad pred 5 dnevi. Hello. This song called Yedid Nefesh, which means in Hebrew soulmate. And the lyrics, we used to sing that in Shabbat evening. It's like part of the prayer. And this tune was composed like it's actually Moroccan tune. So enjoy. ידי נפש על הרחמן משוכב דחר רצונה ידי נפש על הרחמן משוכב דחר רצונה ירוץ עבדה כמו היה ירוץ עבדה כמו היה ירוץ עבדה כמו היה ירוץ עבדה כמו היה ישתחווה מול הדרה ירב לו ידידות תפינו וצוף וכל טעם ירב לו ידידות תפינו וצוף וכל טעם אדוני זיו העולם נפשי חולת אהבתה אדוני זיו העולם נפשי חולת אהבתה אנא אל נא רפנלה אנא אל נא רפנלה אנא אל נא רפנלה והרוד לנו עם זיוון אז תתחזק ותתרפא והייתה לה שמחת עולם אז תתחזק ותתרפא והייתה לה שמחת עולם
Thank you. So now the singers have to sit down so we can see Gaja over there. Gaja Sušelj se že pripravlja. To je naša v bistvu legenda. Še ko je bila 12 let stara, je prišla na Etnohisterija orkester. Ne vem, katerega leta je bilo to, vem, da je letos 20. obletnica, se pravi, začeli smo leta 2003, a zdaj se govorite po slovensko, ali kako se govorijo, 40? Malo mešamo, mešamo. Bene, ecco, qui è Gaia adesso, la nostra Gaia, adesso vive a Lussemburgo, ma era qui, koliko si stara Gaia v bistvu ti? 16, ne? 16, ja. 4 years ago, 4 anni fa era qui. 4 anni fa è arrivata per la prima volta, comunque abbiamo qui anche i giovani, molto giovani, abbiamo anche molto vecchi, comunque l'età non è importante, penso, no? Anche il genere forse non è importante. Questa canzone ha fatto Gaja sola, to pesem si je Gaja sama zmislila pa ustvarila jo je na podlagi Kjuček, se reče Kjuček, ne? Fusion Kjuček, evo. Tako je zdaj prezentira svojo kompozicijo tukaj z orkestrom Etnohisterija. Tako da, Gaja!
Gaia! Now we go to Gabriel. You will explain something here, yes. Zdaj idemo v Turčijo, zdaj bo en turški komad, ki nas ga je naučil v Turčiji živeči Francoz Gabriel. Hi. Everything good? Nice. So we're gonna try a love song from Turkey, from the Yaylar, this very specific place in the south, beautiful fields, and it's the story about a man looking at a girl coming from the fields. Yes, hope you enjoy. Ope!
Georgia, Georgia. Evo, samo da razložim, solo che explico. Ma non so come parlare. Bien. Estamos aquí, no. Bomo po slovensko. Kako je rekla gospa predsednica, bomo po slovensko govorili. Mi smo se dobili v torek, ci incontravamo il martedì e da quel tempo eravamo tutti i giorni, come dice, ma dobro, smo vadili, pač ne, cele dneve smo vadili, cele noči smo žurali, vmes smo pa še šli na kakšno akcijo, recimo kam zaigrati. Se pravi, te glasbeniki se niso poznali prej, non ci incontravamo prima di questo momento e quando ci incontriamo, non importa, eravamo, infatti, non parlavamo, era solo jam session, un gran jam session fino ad adesso, così che tutte queste cose che vedete oggi, mamma mia, non so parlare italiano più, dai. Tutte queste cose che vedete oggi sono le cose che succedono così all'improvviso. Anche per questo abbiamo tutte queste carte qui, perché lì sono gli accordi e tutti i linguaggi che non possiamo imparare, ma l'unica cosa che possiamo imparare è musica. E per questo abbiamo fatto questa cosa così velocemente. In 4-5 giorni abbiamo fatto questo repertorio che sentirete oggi, e non solo questo, sarà anche di più. Ok, adesso andiamo avanti. Questa è una canzone di Georgia, no Georgia. Come si dice? Georgia. Gruzija. No, to je en komadič iz Gruzije, bom spet po slovensko govoril, da bom lahko spet normalno govoril, evo. Od naše vokalne sekcije.
Nartani nai nai nai, nartani nai nai nai, nartani nai nai nai, nartani nai nai nai. Litighiamo subito, Mattia. Aspettiamo un po'. Magari dopo? Un pochino, qualche brutta parola? No, va bene, ok. Allora cosa facciamo? Facciamo una italiana, dai. Sì? Va bene. Allora, vi facciamo una canzone italiana, una polca del Trentino Alto Adige, che hanno sentito per la prima volta 4 giorni fa, questi musicisti straordinari che sono qua da 21 paesi diversi. Veramente. Esplicando il arrangiamento, no? Sapete cos'è questo? Suonalo, suonalo. Cos'è? È il mandolino del Sud America. Ecco. Un ciarango. Sì. Un ciarango si dice, no? Ciarango, sì. Normalmente è fatto di un animale, ma adesso... Armadillo. Armadillo. Armadillo morto suona. Come va? Oh, grazie. Ok. No, litighiamo adesso, ok? No. No, ci vogliamo bene. Ci vogliamo bene. 1, 2, 3.
È andata molto bene questa. Saudade. Yes, you know. E adesso scusate per questa intermezzione. Che? No. Ma questo era un intermezzo italiano tradizionale, così che sapete di che si tratta. Ok, skratka, zdaj gremo pa na portugalsko, andiamo in Portogallo, dove la Kate Young di Scozia, perché di Scozia, non sa nessuno, ma ha insegnato una canzone di Portogallo, questo è chiaro. E adesso la fanno a fare con l'orchestra che l'ha fatto una volta sul... non abbiamo provato troppo, così che vedrete come funziona questa cosa. Se potete aiutare, aiutate. Kate, do you want a mic? Maybe. This is a song called Saudade. It's in English and Portuguese, and it's a newly written song, actually. It's not a traditional one, by an artist called Maro. So I hope you enjoy. Tanto che trova comigo, foi sempre uma porta de abrigo, e agora nada faz sentido. Perdi o meu melhor amigo, e se não fosse mais, ver só por sinais, resta uma só palavra: saudade, saudade. Nothing more than I can say says it in a better way.
side away. Nothing more than I can say says it in a better way. Neverjetna Kate Young. Naš dan poteka precej stereotipno. Il nostro giorno comincia sempre con una canzone. Una canzone che è una canzone che mai non impariamo. E questa è una canzone che io ho imparato mai. Ho imparato quando ero piccolo, quando avevo una piccola fisa e da quel tempo suonavo. E questa era una come terza canzone che imparavo in mia vita. Così che questa è una canzone che si chiama Mediterranea, viene da Grecia, è un ritmo strano, non è forse troppo comprensibile, diciamo, per kaj govorim po slovensko spet, Ostja? Jaz ne vem, kako govoriti zdaj tle res, po špansko? Ja, maš. Questa è una canzone che ho imparato quando ero piccolo, quando ho ricevuto una visa dal mio bisnonno. Abbiamo detto, facciamo ogni mattina, ci svegliamo con una canzone, così che tutti vengono assieme e cominciamo a fare gli esercizi, come si dice? Le prove, le ripetizioni, sì, perché noi siamo veramente bravi a fare le ripetizioni, specialmente la mattina presto, come alle 5 della mattina, sì. Così che andiamo a Mediterraneo.
Tako izgledajo naša jutra. Now we are going to England, then we are going to Breton, Chile, Ukraine, Macedonia, and then there will be Abyss, hopefully. But maybe not. They don't understand anyway. Tako, to je bila jutranja pesmica. Take mi igramo. Ste čuli eno italijansko, dobro, tista je bila tako enostavna, ampak te so pa malo bolj komplicirane, zato ker pač te glasbeniki tukaj so v bistvu kar, bom rekel, profilirani in en od njih je tukaj le Hannah James, oziroma ena od njih. Una delle musicisti qui è Hannah James, che è la migliore clog dancer in Inghilterra. The best clog dancer on the world. Ja, najboljša clog dancerka, se pravi steperka v Trstu. Ja. To boste videli na koncu, zdaj še ne boste tega videli, ampak nas je pa naučila tale komad. And this song goes like this. We need the words on the big paper. Okay. Yeah? Okay. This is a song called A Poor Man's Lamentation on Equality and Love. And it comes from a very old text that I found and set to these words. And you're very welcome to sing with us at the end. But you have to say the word love in my accent. Love. Excellent. Love. Perfect. One. The earth would be a holy place, a realm for angels fit. Oh, were it not for the unquiet race that thickly tenants sit, there is enough for all, and much besides to spare. Yet hundreds daily, hourly fall from want and war and care. Work and plough and till and cultivate the soil. The rich men reap and spend at will the profits of their toil. Why is it thus we did create lords, senators and kings, to trample down their fellow men as mean and soulless things? Is made a cheerless scene of war and woe and theft and strife, and scarce a joy between. Kingcraft and priestcraft side by side reign pregnant through the land, while crime and luxury and pride march forward hand in hand. Things bright and fair, God made thee such, but man, alas, has filled thee with despair. The earth would be a holy place, as paradise above, could we but teach the human race equality and love. The earth would be a holy place, as paradise above, could we but teach the
equality and love. The earth would be a holy place as paradise above, could we but teach the human race equality and love. Voilà. Thank you. Okay. What can be better than dancing for equality and love? Yeah. So we will make a Burrotang dance, and we will. You can join the queue. It's something like that. Jump 1, 2, 3. Jump 1, 2, 3. So you will see some people dancing. You can join them. Okay. È una danza che tutti possono contribuire, così che si alzate e andate a danzare qui. Arrivate, arrivate.
Non si sedete ancora, aspettate un po'. Viene una canzone di Sud America, arrivate. Vamos chicos. Viene una canzone di Cile o di Perù. Maria, ¿desde dónde? No importa. Conversate, María. María Paz. Buenas noches. Vamos. Con mucha alegría traeremos una canción directamente desde el continente latinoamericano, perteneciente a la región andina que conforma varios países. Habla en ese micrófono. Ok. Ahí. Sì, è mejor. Qualcuno ha perso un telefono? Se vuole ritrovarlo è qui. Eccoti. Muy buenas noches. We're going to present a music from Latin America, an Andean tune called Baila Caporal. We expect that you enjoyed it, feel it, and dancing with us. This tune is dedicated for all the musicians of this great, amazing orchestra. So, let's have fun.
E adesso viene una canzone che abbiamo imparato ieri. Zdaj pa na vrsti en komad, ki smo se ga naučili včeraj. Ta je tako bolj žalosten, è una canzone un po' più triste, che parla delle cose che infatti succedono oggi, qui, anche in Trieste. Questa canzone abbiamo imparato dagli studenti del teatro di Kiev, che sono adesso al nostro castello dove abbiamo il festival e stanno facendo le cose creative, le cose dell'arte. Ma in un altro modo sono qui anche perché non posso essere a casa. Anche oggi era un momento molto bello quando questa canzone abbiamo suonato per i ucrainesi al centro, come si dice? Del Caritas, non importa. Questa canzone abbiamo imparato ieri e adesso la cantiamo soli. Ieri la abbiamo cantato con i amici e adesso la cantiamo come possiamo cantarla. Oj, verše mi, zeleni verše, už mi tak nebude, ja to
Grazie a tutti. To je bil orkester Etnohisterija 2022, questo era l'orchestra Etnohisteria 2022. Il 20° orchestra che non lo vedrete mai più, chissà domani abbiamo un concerto a Capodistria, dopodomani abbiamo un altro concerto a Capodistria e dopodomani abbiamo il concerto in Graz Nežnik, dove c'è il festival Floating Castle, dove ci incontrano anche altri 160 gruppi e questo è solo uno di questi gruppi, solo così che sapete cosa vi può aspettare. Grazie a tutti, hvala lepa vsem, da ste prišli v takem velikem številu. Diciamo che questo è il bis adesso, ok? Perché dopo ci aspetta il bus, così che dobbiamo andarsene. Grazie, hvala lepa slovenski skupnosti tukaj v Trstu in nasplošno, da se tudi trudi, da zbuja kulturo, da jo zbuja ne glede na to, a je nacionalna, a je internacionalna. Upamo, da pridemo naslednje leto. In mislim, da bomo prišli, zato ker tak lep odziv, takega lepega odziva, tak lep odziv je... Nimam več besed, samo tudi na drugih situacij. Evo. Vi lasciamo con una canzone di Macedonia che ci hanno imparato Susu, Zoe e Cecil.
Grazie a tutti per venire qui. Hvala vam da ste prišli. Pridite jutri, pridite poi jutro sem. Venite oggi, venite domani, venite dopodomani, venite dopodomani. Ma soprattutto venite a Floating Castle Festival, il miglior festival della Slovenia e dell'Italia. Beh, questo è tutto, no? Daj. Kaj pravi gospa predsednica, je dobro? V redu? Smo se dobro zmenili? V redu. Nič, se vidimo naslednje leto. Ja. Kaj? Lejte, zdaj imamo tukaj band, oziroma več njih, ki bojo tukaj špilali med vami, medtem ko boste vi tukaj pili, jedli, ne vem, kaj boste delali. Ne? Allora, il jam session procede. Sì? The jam session goes on. Allora, spegniamo i microfoni. 1, 2, 3. Sì, no. We have to go to eat.
oh, oh.